e quindi chiamo qui sul palco con noi intanto Benedetta Brioschi The European House Ambrosetti, Alessandra Liviero dell'Osservatorio della Pesca di Veneto Agricoltura. In particolare io darei subito la parola, una volta che appunto Benedetta sale, a The European House Ambrosetti, che ha elaborato, appunto l'abbiamo sentito e citato, il libro bianco che fa il punto della situazione e uno scenario strategico in vista del futuro, e in particolare di questa parola competitività e sviluppo sostenibile nel medio-lungo termine. Poi faccio sedere anche Alessandra, che invece ci farà un quadro della situazione per quel che riguarda i dati produttivi e strutturali del contesto veneto, ovviamente del settore della pesca. Benedetta intanto si sta preparando. Vi chiedo se sentite il mio microfono, perché mi hanno chiesto. Ok, perfetto, perché mi dicevano che non si sentiva molto bene, quindi è solo una cosa. Benedetta, a te la parola. Perfetto, buongiorno a tutti e grazie insomma per l'attenzione e per l'invito a questa prima giornata degli Stati Generali della Pesca. È davvero un grande orgoglio per The European House Ambrosetti essere coinvolti in questa ambiziosa iniziativa, e permettetemi, prima di entrare nel dettaglio dei contenuti del libro bianco, di ringraziare sentitamente la Regione Veneto, a partire dall'assessore Corazzari, per averci voluti al fianco di questo percorso ambizioso, ma anche Veneto Agricoltura, Agriteco, il Comune di Chioggia per l'ospitalità in questa bellissima sede, e i tantissimi attori dell'iniziativa che abbiamo ascoltato e sentito per elaborare i contenuti. Ultimo, consentitemi di ringraziare anche tutto il team di The European House Ambrosetti, Oreste Poli, Giulia Tomaselli, Alessandra Bracchi, Alberto Gilardi e Roberta Braccio, che con me hanno elaborato i contenuti che a breve vi presenterò. Spero che possiate vedere bene le slide, il gruppo di lavoro ve l'ho descritto. Abbiamo fatto in questo percorso un'importante attività di ascolto anche degli stakeholder del territorio, che davvero ringrazio per i tanti spunti che hanno condiviso con noi, e i numeri che oggi vi presenterò, ma soprattutto le proposte d'azione, la cosiddetta Agenda per l'Italia, che poi presenteremo nell'ultima giornata di Venezia, sono stati davvero condivisi e scritti a quattro mani con tutti loro, quindi davvero vi ringrazio anche per il tempo che ci avete dedicato e anche per la passione verso questo settore. Quali sono i 10 messaggi chiave che emergono dalla nostra analisi? Intanto un primo elemento sull'Italia. Stiamo parlando di un settore che a livello nazionale vale circa 1,5 miliardi di euro. È un settore che anche a noi ha colpito per la sua rilevanza strategica, che spesso, devo dire, è poco attenzionata dal decisore, lo è emerso anche insomma dai saluti introduttivi, ma anche dall'opinione pubblica. C'è poca consapevolezza della rilevanza economica ma anche sociale, come citava l'assessore prima, di questo comparto. L'Italia è al quarto posto in Europa per valore della produzione, ma l'elevata qualità delle nostre produzioni, quindi veramente una produzione premium, consente al Paese di essere al primo posto in Europa per valore unitario della produzione. Quindi vantiamo veramente delle eccellenze, dei primati come Sistema Italia, di cui dobbiamo essere orgogliosi. Qui vedete appunto la classifica europea per produzione del settore della pesca e dell'acquacoltura, quindi siamo al quarto posto con questo 1,4 miliardi dopo Spagna, Regno Unito e Francia, e nello specifico come incidenza appunto per la produzione il sistema Paese vede un 66% della pesca e un 34% dell'acquacoltura. Vedremo poi che la situazione della Regione Veneto è un po' diversa, e questo è uno, ve lo anticipo, gli operatori del settore lo sanno bene, dei primati su cui appunto la Regione Veneto può contare anche per affrontare con successo le sfide che sono state ricordate prima, dovranno essere affrontate nei prossimi anni. Come vi dicevo, produzione ittica premium, siamo il primo paese nell'Unione Europea e nel Regno Unito per valore unitario della produzione. Anche questo è un dato di cui sicuramente gli operatori del settore hanno consapevolezza, ma su cui forse c'è poca conoscenza anche a livello appunto di opinione pubblica e di policy maker. Cosa in questo contesto invece guardiamo appunto alla Regione Veneto. Come anticipava l'assessore Corazzari prima, la Regione Veneto è al terzo posto in Italia per fatturato del settore della pesca e dell'acquacoltura, con questo valore di 158 milioni di euro che guarda il solo settore primario. Poi vedremo, aggiungendo anche il comparto della trasformazione, raggiungiamo numeri ancora più importanti. Rispetto alla ripartizione tra pesca e acquacoltura della media nazionale, la Regione Veneto è più spostata verso
l'acquacoltura con un'incidenza del 57% e un'incidenza invece del comparto pesca del 43%. E questo è secondo noi un fattore competitivo veramente importante. L'acquacoltura è ben posizionata, lo vedremo, per rispondere a 360 gradi a tutte quelle sfide di sostenibilità economica, sociale e ambientale che ci chiede la Commissione europea, ci chiede l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e adesso a breve anche su questo vi presenterò qualche riflessione. Anche se il fatturato del settore è in calo dal 2010, per una concomitanza di fattori, devo dire, è in atto oggi una tempesta perfetta, se ne parlerà in questi 4 giorni, un aumento dell'inflazione, un record storico che ci riporta indietro di parecchi decenni, ma anche un incremento dei costi energetici, del gasolio in primis, che mette molto in difficoltà le aziende del comparto, una guerra in territorio europeo, gli impatti sulle catene di approvvigionamento, quindi veramente è un momento diciamo di grandi incertezze e di cambiamento, e in questo poi si aggiungono le normative europee che hanno imposto una riduzione dei giorni in mare per la preservazione degli stock ittici. Quindi la combinazione di tutti questi fattori ha generato dal 2010 un calo medio annuo del fatturato in Veneto del meno 2,8%, una regione che però è stata molto più resiliente della media italiana, tra le più resilienti del paese, con un punto percentuale, come vedete spero dal grafico alle mie spalle, rispetto appunto alla media italiana. Quindi di nuovo voi attori del comparto siete stati resilienti. Se noi andiamo a includere anche il comparto di trasformazione, come vi dicevo prima, alla parte di settore primario, vediamo che la filiera di nuovo conferma un impatto ancora più strategico sulla regione e sul territorio. Arriviamo a un fatturato di più di $500 milioni, a quasi 5.000 in realtà occupati, 15% appunto del totale italiano, 175 milioni di euro di valore aggiunto. E poi una filiera i cui impatti vanno oltre questi confini, è stato citato prima il turismo, la ristorazione, le tante attività commerciali che sul territorio vivono proprio grazie ai contributi di questo settore. La produzione ittica del Veneto, qui vedete i dati, ha raggiunto le 46.300 tonnellate nel 2020 e si caratterizza per alcuni primati ed eccellenze di cui nuovamente anche noi, quando ci siamo avvicinati nei mesi scorsi a questo settore, siamo rimasti veramente molto colpiti. Siete la prima regione italiana per produzione di caviale, fate circa il 30% del valore nazionale, seconda regione italiana nella produzione di vongole veraci con il 40% della produzione nazionale, e vedete gli altri dati alle mie spalle. Sono tutte produzioni premium che veramente appunto ci posizionano non solo nel paese Italia, ma anche poi sui mercati internazionali, e sono primati ed eccellenze di cui andare veramente orgogliosi. Alla luce appunto di tutto questo, avvicinandoci appunto anche grazie all'ascolto degli operatori del settore a questo comparto, siamo veramente convinti che la filiera pesca e acquacoltura in Veneto possa vantare alcune caratteristiche che la mettono in una posizione privilegiata per affrontare queste grandi sfide appunto che incombono sul comparto. Partiamo intanto da un primo punto, la frammentazione appunto del settore. In generale il settore della pesca in Italia è un settore frammentato, fatto di piccolissime imprese. La Regione Veneto è prima in Italia per numero di imprese, quindi un quarto delle imprese del comparto è in questa regione, quindi un contributo anche strategico da un punto di vista sociale, come ricordava l'assessore prima, e si tratta per più dell'80% dei casi di aziende molto piccole, la media appunto di impiegati è 1,2 per azienda. Se questo da un lato rappresenta un fattore di rischio in uno scenario ovviamente di cambiamento e di incertezza, è anche vero che avete un ecosistema di 148 associazioni, consorzi, organizzazioni di produttori che consente a queste aziende di avere la massa critica per fare tutti quegli investimenti in innovazione, in ricerca e sviluppo, ma anche in ammodernamento della flotta e in attrazione di capitale umano qualificato, che sempre di più dovranno essere le priorità dei prossimi anni. E questo secondo noi, alla luce insomma degli studi che abbiamo fatto in questi mesi, è un fattore distintivo tipico della vostra regione e può essere un asset competitivo chiave per i prossimi anni. La transizione sostenibile si inserisce in questo contesto, diciamo, di tempesta perfetta e, come ricordava anche l'assessore prima, impone al comparto di fare delle riflessioni. Noi come degli European House Ambrosetti vediamo almeno 4 motivi per cui questa transizione non può essere ignorata, ma deve essere gestita. Intanto lo chiedono i consumatori, ma non solo alla filiera della pesca e dell'acquacoltura, un po' a tutta la filiera agroalimentare italiana, e sempre di più il tema della sostenibilità
sostenibilità è passato da essere un tema di moda, passatemi il termine, ad essere un tema invece estremamente sentito dai consumatori, e vedete come solo negli ultimi 6 anni è cambiato il valore. Non solo, gli stakeholder valutano sempre di più un'azienda sulla base dei valori che esprime più che sul prodotto. Se nel 2014 le scelte di consumo erano orientate, come vedete dal grafico, prevalentemente dal prodotto, dalle sue caratteristiche distintive, nel 2020 guidano i valori aziendali, quindi la cultura e i valori che un'azienda esprime, e questo vale molto anche appunto per la vostra filiera di riferimento. La sostenibilità è anche una richiesta della finanza. Questa è un'analisi che noi facciamo ogni anno con un osservatorio che abbiamo sull'eccellenza dei sistemi di governo delle aziende italiane, che fa ogni anno un'indagine su un campione di investitori appunto istituzionali che rappresentano il 15% dell'asset under management gestito a livello mondiale, quindi è un campione veramente molto significativo, e gli investitori dichiarano che tra i criteri appunto adottati nella selezione dei target di investimento la sostenibilità è al terzo posto. Non ve l'ho riportato qui in slide, ma se guardiamo questa stessa fotografia 10 anni fa, la sostenibilità proprio non compariva tra i criteri appunto di scelta degli investimenti. E se poi guardiamo a quali sono i target aziendali sostenibili considerati più rilevanti, il cambiamento climatico è salito appunto nel 2021 al primo posto. Quindi anche la finanza, prima di investire in un'azienda, guarda sempre di più la sua sostenibilità. Infine la sostenibilità è una richiesta anche della Commissione europea e sempre di più poi anche del governo italiano, che traduce le direttive europee. Sono diversi i piani appunto che sono stati fatti negli anni, la Farm to Fork, la politica agricola comune, il New Circular Economy Action Plan e tanti altri, che impattano non solo sulla filiera della pesca ma su tutta appunto la filiera agroalimentare italiana, e impongono al settore di fare su questo una riflessione. Vado veloce appunto sulla parte di normativa, troverete poi maggiori dettagli anche nel libro bianco. Quello che mi preme sottolineare stamattina e che sicuramente emergerà anche da queste 4 giornate è l'impatto che la filiera della pesca e dell'acquacoltura regionale può avere sulle 3 dimensioni chiave della sostenibilità. Come ricordava anche l'assessore, non ci può essere sostenibilità sociale e ambientale se prima non abbiamo sostenibilità economica, che è il primo punto che dobbiamo guardare, di cui ci dobbiamo occupare innanzitutto per tutelare e difendere le aziende della filiera. Dal punto di vista di sostenibilità economica, noi abbiamo calcolato che €1 di valore aggiunto generato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ne genera ulteriori 1,18 nell'intera economia, quindi un moltiplicatore complessivo di 2,18. Questo secondo noi è un ulteriore motivo per cui è strategico occuparsi di questo comparto, perché come citava l'assessore gli impatti non si limitano soltanto alla filiera ristretta, ma a cascata investono il turismo, le tante attività commerciali, la ristorazione, che utilizzano appunto il vostro input primario, e quindi di nuovo un comparto che da un punto di vista di sostenibilità economica merita un'attenzione particolare. Sostenibilità sociale, la Regione Veneto è al primo posto in Italia per dinamismo occupazionale del settore, più 23% negli ultimi 5 anni. Ciò nonostante, visto che siamo nel mezzo appunto di una tempesta perfetta, questa occupazione va difesa, va tutelata, anche perché nella Regione Veneto rappresenta veramente un canale occupazionale importantissimo per alcune città, Chioggia in primis e tante altre, che vivono appunto sul comparto. Sostenibilità ambientale è un comparto che anche dal punto di vista ambientale ha alcuni tratti distintivi che a noi hanno colpito. Avvicinandoci a questo settore abbiamo scoperto che i molluschi sono una delle poche specie carbon credit positive, cioè una delle poche specie che assorbe anidride carbonica anziché emetterla. Quindi, passatemi il termine di paragone, avere un allevamento di molluschi è un po' come piantare una foresta di alberi, e abbiamo fatto questa quantificazione semplice ma secondo noi efficace, che le 25.000 tonnellate di molluschi allevate sul vostro territorio in un anno assorbono 8.300 tonnellate di CO2, che sono equivalenti alle emissioni di più di 6.300 auto. Quindi di nuovo è un comparto, quello della molluschicoltura, dell'acquacoltura, che può avere un ruolo chiave anche nel rispondere a quelle sfide che la Commissione europea e che le Nazioni Unite ci pongono per i prossimi anni. Non solo, è stato ricordato anche prima il ruolo del pescatore nel suo rapporto col mare, anche nel suo rapporto di pulizia del mare, di tutela e di monitoraggio dei rifiuti in mare, ma anche un po' di
antenna, tra virgolette, dei cambiamenti climatici. Voi siete i primi ad accorgervi degli impatti che il cambiamento climatico ha proprio sul mare e sul territorio. E quindi nel suo complesso abbiamo calcolato che la filiera della pesca e dell'acquacoltura impatta su 11 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030. Insieme al team abbiamo calcolato che sono 54 i relativi 169 target che in modo diretto o indiretto sono impattati da voi, quindi un ruolo anche di primo piano nell'attuazione concreta di questo programma. Nella cartellina trovate anche la mappa concettuale che riassume l'impatto appunto su questi 17 obiettivi, e anche all'interno del libro bianco la troverete. È stato ricordato anche prima, e se ne parlerà sicuramente più approfonditamente anche nelle sessioni che seguiranno, ci troviamo di fronte a 8 grandi sfide che derivano dall'evoluzione dello scenario di riferimento, che possono rappresentare veramente un'opportunità di crescita se ben colte, ma anche un fattore di rischio, una minaccia per lo sviluppo del settore se mal gestite. Di questo poi parleremo più approfonditamente anche nei prossimi giorni, in particolare nella giornata conclusiva. Nel libro bianco troverete comunque alcune considerazioni su come l'evoluzione demografica, l'evoluzione degli stili di consumo, i cambiamenti climatici che impongono ovviamente anche un ripensamento dei modelli di business possano impattare su questo settore, oltre ad alcune esigenze molto specifiche come la difficoltà per esempio di trovare manodopera specializzata e non, anche di attrarre i giovani verso un settore che è ancora molto tradizionale, ma in realtà è un settore anche ad alto tasso di innovazione, quindi se ben raccontato può essere attrattivo anche per le generazioni più giovani. Anche di questo poi ne parleremo. Sulla frammentazione già prima ho fatto qualche considerazione. Infine il ruolo che l'innovazione appunto può avere nel guidare la trasformazione del comparto. Alla luce di tutto questo, grazie anche all'ascolto di tutti gli stakeholder, delle associazioni del territorio e dei protagonisti di questo settore e alla Regione, abbiamo individuato 7 ambiti di intervento che sono prioritari per il rilancio del settore della pesca e dell'acquacoltura e il dispiegamento del pieno potenziale della Regione Veneto. Li vedete nella slide alle mie spalle, ma non ve li presento questa mattina perché saranno proprio oggetto della giornata finale un po' degli Stati Generali della Pesca che terremo appunto a Venezia venerdì 8 luglio, quindi consentitemi di non entrare troppo nel dettaglio questa mattina. Chiudo semplicemente ricordandovi che siamo veramente in mezzo a una tempesta perfetta, ma ci piace molto questa citazione di Van Gogh che dice: i pescatori sanno da sempre che il mare è pericoloso, ma non hanno mai trovato in questi pericoli una ragione sufficiente per restare a riva. Quindi siamo fortemente convinti che il comparto possa farcela, e sicuramente in queste 4 giornate emergeranno tanti spunti di riflessione che ci aiuteranno insomma a capire come gestire le sfide per i prossimi anni. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona mattinata. Grazie Benedetta, anche perché sei stata perfettamente nei tempi. Quindi io passo la parola a Alessandra Liviero dell'Osservatorio della Pesca di Veneto Agricoltura per appunto i dati produttivi e strutturali del sistema. Tanto grazie anche della frase di Van Gogh, che può essere applicata anche nella vita, non solo appunto al settore della pesca, ce la portiamo a casa tutti. Buongiorno a tutti, non mi dilungo nuovamente anche nei ringraziamenti, anche perché è una mattinata che abbiamo organizzato volutamente, anche molto molto ricca. Abbiamo tanti interventi e dobbiamo assolutamente rimanere nei tempi, quindi io adesso ho 10 minuti per presentarvi alcuni dati che aprono, diciamo così, alle presentazioni successive. Allora, intanto una presentazione: sono Alessandra Liviero, dal 2004 coordino l'Osservatorio Socio-Economico della Pesca dell'Alto Adriatico, gestito dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore primario, appunto Veneto Agricoltura, e abbiamo organizzato nell'ambito di un gruppo di lavoro più ampio che vedeva la partecipazione appunto anche della Regione Veneto, dell'assessorato e gli Stati Generali della Pesca, queste 4 giornate in tour per il Veneto.
E oggi, come accennava anche prima l'assessore, è una giornata dedicata alla pesca e all'acquacoltura in acque marittime interne, e quindi tutto quello che riguarda una parte molto importante della realtà della pesca veneta, quindi la pesca e l'acquacoltura che avviene nelle nostre lagune, nei nostri fiumi, nei nostri laghi, nelle nostre valli, che sono una particolarità appunto molto tipicamente veneta, e ovviamente nell'area del Tizia, Rodicina del fiume Po. Ho riportato qui alcune descrizioni perché ogni tanto ci dimentichiamo. Noi abbiamo in Veneto due grandi lagune. Abbiamo la laguna di Venezia, che è la più estesa del Mar Mediterraneo, estesa ben 550 km quadrati, e anche la laguna del Polesine, che ha altri 84 km quadrati. Sono un patrimonio dal punto di vista sociale, economico, ambientale immenso. Per quanto riguarda la pesca in acque interne, cercherò oggi di farvi capire quanto questa conti nell'ambito del più ampio settore alleutico regionale, per cui tanto ne valsa la pena di organizzare una giornata degli Stati Generali proprio dedicata alla pesca e all'acquacoltura in acque marittime interne e anche dolci, ovviamente, proprio perché caratterizza in qualche modo il settore ittico regionale proprio per le sue particolarità. In Veneto abbiamo un'intricata rete di canali, di bacini, fiumi, valli, e quindi in questo ambiente, in questo habitat si sono sviluppati negli anni sia la pesca marittima, che vedremo comunque più approfonditamente nell'ultima giornata degli Stati Generali della Pesca, la pesca in acque interne, lagunari e dolci, l'allevamento in mare aperto, i nostri impianti offshore appunto di mitili, l'allevamento nelle lagune, la vongola filippina, l'allevamento di ostriche che sta sempre più prendendo piede, la mitilicoltura in laguna, e poi ovviamente da non scordare, molto rilevante anche in Veneto, la piscicoltura praticata sia nelle valli da pesca che nelle nostre acque interne, il tutto ovviamente con una valenza socio-economica molto importante per la nostra regione. Se andiamo a dare uno sguardo alle imprese del settore, vediamo che alla fin fine il 22% delle imprese opera nel comparto delle acque marittime, il 78% in acque interne e marittime interne. Quindi dal punto di vista proprio della struttura imprenditoriale, il grosso delle attività in Veneto è svolto appunto nelle acque interne, marittime, lagunari, interne e appunto nelle acque dolci. Abbiamo complessivamente quindi 692 imprese, le ho messe in arancione, che operano nella pesca e nell'acquacoltura in acque interne, tutte le altre, scusate, in acque di mare, mentre tutte le altre operano nella pesca e nell'acquacoltura in acque dolci. Ben 1552 imprese che lavorano nel comparto dell'acquacoltura e 631 imprese che operano nella pesca in acque lagunari. Per quanto riguarda la parte diciamo un po' più sociale, professionale, per quanto riguarda appunto l'occupazione, abbiamo in Veneto 2690 pescatori che hanno la licenza di tipo A. La licenza di pesca professionale di tipo A è quella tipo di licenza che consente proprio la pesca professionale nelle acque interne, nelle acque dolci e anche nelle acque marittime interne, quindi nelle acque lagunari. Come vedete oltre il 73%, quel 74% di queste licenze è situata nel Polesine. Rimanendo sempre nell'ambito dell'occupazione, vediamo, questi sono dati in Infocamere, che come diciamo la pesca in acque marine e lagunari preveda circa un 2000 occupati, l'acquacoltura in acque marine e lagunari 1577. Abbiamo fatto un'analisi di flussi di occupazione nell'arco dell'ultimo anno, del 2021, e
flussi sono praticamente le entrate e le uscite dal mondo del lavoro, e abbiamo visto che comunque è un settore ancora molto maschile, tra virgolette, chiamiamo così, e l'86,7% dei nuovi assunti a tempo indeterminato sono stati maschi, e il 13,3% di questi è personale straniero, e mentre circa l'80% dei nuovi assunti a tempo determinato invece, quindi con un contratto temporaneo, sono stati anche in questo caso maschi, però con una percentuale di stranieri appunto 17,6 appunto fuori Italia. Per quanto riguarda, questa è una slide di trend che fa vedere come sono evoluti negli ultimi anni l'andamento sia delle imprese che degli addetti. Vediamo che l'acquacoltura in acque marine e lagunari, a parte un leggero calo nel 2020, però continua e mantiene negli ultimi anni un trend di crescita, idem l'acquacoltura in acque dolci. I numeri, come vedete, non sono elevatissimi, però comunque il trend è in crescita. Il dato che riguarda la flotta, come diceva prima appunto anche l'assessore regionale, abbiamo una flotta in acque interne di 853 imbarcazioni, quindi la flotta che lavora nelle nostre lagune, nelle nostre acque interne, nei laghi eccetera, è una flotta che rappresenta il 54% della flotta complessiva veneta, che è di 1595 barche da pesca. Ho fatto la distinzione qui ovviamente per comodità appunto anche ovviamente le reti da posta, reti a strascico, le draghe idrauliche, la circuizione. Abbiamo anche una buona fetta di barche di quinta categoria, che sono le barche asservite agli impianti di pesca, che appunto in Veneto sono circa 87. Però anche questo dato dimostra come nelle acque interne, oltre alle imprese, anche il dato appunto delle barche, degli occupati, dimostri che è un settore molto molto importante nell'ambito del contesto ittico regionale. Passando al dato produttivo, qualche numero per quanto riguarda proprio la produzione della pesca professionale. Mi soffermo un attimo solo sulla pesca professionale in laguna. Appunto i cefali sono il primo prodotto, rappresentano il 78% della produzione da pesca professionale in laguna. Un passo anche sulla vallicoltura, che è appunto una produzione tipica nostra veneta, in cui appunto abbiamo le orate e i cefali che la fanno da padrona, ma mi soffermerei principalmente sui dati che riguardano la piscicoltura. I dati appunto ci sono forniti dall'API, Associazione Piscicoltori Italiani, in cui vediamo che abbiamo un elevato numero siamo i primi o secondi in Italia, insieme con i Friuli Venezia Giulia, per la produzione di trotticoltura. La trotticoltura rappresenta il 76,4% in volume sul totale complessivo della piscicoltura veneta e il 42% in termini di valore. Diciamo che abbiamo un fiorente settore trotticolo in Veneto. Il dato di produzione ha avuto un aumento del 10,7% nell'ultimo anno, in valore del 34,9%, e gli impianti sono bene o male stabili, insomma siamo un poco più di 90 impianti in Veneto. Altra produzione d'élite ovviamente per quanto riguarda l'allevamento è la produzione di vongole filippine, le vongole tipiche delle nostre lagune, con 8.416.000 kg di produzione, e le cozze ovviamente allevate in laguna, che sono una nostra ancora particolarità, anche se bene o male pian pianino stanno, dal punto di vista produttivo, sono soppiantate ovviamente dalla produzione che avviene più in mare, offshore. Ultima slide per chiudere, così credo di rimanere nei tempi. La produzione da pesca in acque interne, acquacoltura in acque interne marittime interne, il dato, il 47% della produzione avviene
in acque interne e lagunari, il 53% avviene in mare. Ovviamente la produzione di mare è la produzione da pesca che vediamo in transito dei mercati dalle nostre principali, fatta dai nostri principali sistemi di pesca, draghe, volanti, eccetera, appunto dei cogevo, e quello che arriva dalla produzione di mitilicoltura offshore. Al contrario, nelle acque interne abbiamo tutte quelle attività che abbiamo visto prima nel dettaglio: piscicoltura, vallicoltura, laguna, mitili di laguna e vongole filippine, che complessivamente producono 22.611 tonnellate di prodotto. Con questa slide ho chiuso, appunto questa relazione poteva essere il lancio alle relazioni successive che presentano appunto le attività che sono state svolte con la Carta Ittica regionale, questo importante documento di gestione del settore ittico, acque interne della Regione Veneto. Grazie. Grazie Alessandra sia per la presentazione che per il lavoro